buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: una migrante morta, altri dispersi in un nuovo naufragio al largo di Lampedusa, 87 le persone salvate da pescatori tunisini e fatte arrivare a Lampedusa dalla Guardia Costiera. C'è una nuova protagonista nell'inchiesta per corruzione all'Assemblea regionale con il presidente Galvagno indagato. Per la Procura di Palermo è Sabrina De Capitani, lobbista di riferimento degli affari nel mondo dello spettacolo e degli eventi. Palermo suona il clacson del bus dell'Amat per far spostare un'auto in doppia fila e viene accoltellato da un automobilista. I sindacati chiedono sui mezzi pubblici un pulsante azionabile in caso di pericolo. La notizia sul disgelo tra Schifani e l'ANAS. Adesso possiamo andare avanti con i titoli. Andiamo al prossimo, eccoci qua. A Catania si allarga la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi Fantasma, che ha chiuso improvvisamente l'attività facendo sparire decine di migliaia di euro dei clienti. Sempre a Catania non decolla la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano numeri da profondo rosso e alcuni varchi della zona a traffico limitato vengono vandalizzati. Attorno al castello scene di degrado. La scala dei turchi di Realmonte nell'Agrigentino si conferma su Instagram la regina delle spiagge italiane. Un'icona di bellezza che conquista web e turisti. Musica dal vivo, un tuffo nel passato con il concerto dei Matt Bianco, mitica band degli anni '80 che si è esibita a Brucoli. Calciomercato, il Palermo vicino a un triplo colpo, spera nel ritorno di Audero. In Serie C, Catania e Trapani si guardano attorno, mentre a Siracusa si attende l'arrivo di Laneri per avviare le prime operazioni. Bentrovati, purtroppo c'è stato un nuovo naufragio nella notte nel Mar Mediterraneo, una donna, una migrante è annegata, ci sono diversi dispersi, 5 o 6. Sono 87 complessivamente le persone salvate dai pescatori tunisini, sono state fatte arrivare a Lampedusa dalla Guardia Costiera. Manlio Viola. Una donna è morta e altre 5 o 6 persone risultano disperse nel corso di un naufragio avvenuto durante la notte nel Mar Mediterraneo in area SAR tunisino-maltese. Lo hanno detto alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa molti degli 87 sopravvissuti al naufragio. I militari hanno portato sull'isola anche il corpo della donna senza vita. Fra i migranti che sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono 23 donne e 10 minorenni. Hanno detto di essere partiti ieri notte dalla Louza in Tunisia con un barcone in metallo di circa 12 metri, pagando da $1.000 a $2.000 a testa. La vittima è una donna di 30 anni annegata a circa 45 miglia a sud da Lampedusa. Faceva parte del gruppo di migranti soccorso da un peschereccio tunisino e poi trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana. L'operazione è scattata alle 2 di notte, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto è arrivata la segnalazione fatta dall'equipaggio del peschereccio tunisino. Si dicevano di un barcone carico di migranti che stava affondando. I pescatori tunisini hanno salvato, issandole a bordo, le 87 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Senegal e Sudan. Recuperato anche il cadavere della donna che è stato già portato nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. I sopravvissuti sono, come detto, all'hotspot di Lampedusa, dove polizia e Croce Rossa cercheranno, sentendo i naufraghi, di avere maggiori informazioni sul numero di dispersi e di persone che hanno perso la vita. A Palermo si continua ad ampliare l'inchiesta per la corruzione all'Assemblea regionale siciliana che ha coinvolto il presidente Galvagno. I nuovi sviluppi da Manlio Viola.
L'inchiesta per corruzione all'Assemblea regionale siciliana, che ha coinvolto proprio il Presidente del Parlamento, è molto più ampia di quanto non sia apparso sin dall'inizio. L'inchiesta madre è e resta quella sulla mostra milionaria di Cannes, un affidamento ad una società del Lussemburgo stoppato dal Presidente della regione dopo che lo scandalo era scoppiato e troppo tardi per evitare l'apertura del vaso di Pandora dal punto di vista giudiziario. Il fulcro di tutto non è neanche Galvagno, ma la sua portavoce Sabrina De Capitani. Per la procura è lei la lobbista di riferimento di tutti gli affari degli uomini e delle donne di Fratelli d'Italia nel mondo dello spettacolo, degli eventi e della cultura in Sicilia. Gli indagati sarebbero decine, ma le intercettazioni che continuano ad emergere sono ancora tutte da vagliare. Lo spaccato è quello di una lobbista che incontra a cena tutti gli imprenditori più importanti in Sicilia, che consiglia a Galvagno gli incarichi da assegnare per poi ritrovarsi gli uomini giusti al posto giusto quando serviranno. Sullo sfondo la preparazione della candidatura di Galvagno per sostituire Schifani nel 2027, sempre negata ma mai veramente. Fra le decine di indagati ci sarebbero nomi noti e fra uomo 6 e uomo 96 indicati come negli omissis delle intercettazioni c'è chi ritiene di riconoscere assessori, ex assessori e rappresentanti di partito. E adesso il tema diventa etico e politico, con la prima richiesta ufficiale di dimissioni rivolta al presidente dell'ARS dal deputato regionale Ismaele Lavardera, che dice di aver letto le carte che vanno oltre quel che c'è sui giornali. Lui, Galvagno, da domani sarà a Bruxelles e poi entro l'8 luglio riferirà al Parlamento su una vicenda che ancora non sembra aver rivelato le sue vere carte. A Licata si è dimessa da assessore comunale Maria Sitibondo. Nei giorni scorsi era stata raggiunta dal provvedimento di obbligo di dimora nell'inchiesta della Procura di Agrigento sulla gestione di appalti. A lei è contestata una presunta pressione indebita per la scelta delle imprese che dovevano realizzare un complesso turistico di lusso. Dopo una domenica di accuse e polemiche sull'A19 è disgelo fra il presidente della regione Schifani e i vertici dell'ANAS. Questa mattina una telefonata ha posto fine alle polemiche. Marco Gullà. La giornata di emergenza sulla 19 di ieri è stata affrontata con prontezza ed efficacia grazie a una sinergia operativa tra prefettura, polizia stradale, protezione civile regionale e ANAS. Sono le parole del presidente della regione Renato Schifani, che torna ancora sui disagi della Palermo-Catania. Una domenica di accuse quella di ieri, mentre tantissimi automobilisti rimanevano intrappolati tra i cantieri della Palermo-Catania, Schifani e ANAS duellavano con dichiarazioni mezzo stampa. Ma riavvolgiamo il nastro. Dopo gli strali del presidente della regione siciliana, che aveva parlato di scarsa collaborazione e chiesto la rimozione del responsabile ANAS Sicilia per la gestione dei cantieri sull'autostrada A19, è poi arrivata puntuale la replica dell'azienda, che in una nota ha definito gravi e inaccettabili le accuse di Schifani, spiegando che ledono l'immagine dell'azienda, la professionalità della dirigenza e l'impegno di tutto il personale coinvolto nei lavori di ammodernamento del sistema infrastrutturale siciliano. In serata Schifani rincarava la dose, definendo la replica di ANAS alquanto stucchevole, che preferisce arroccarsi a difesa dell'apparato piuttosto che assumersi la responsabilità storica di una gestione che ha lasciato per troppi anni l'autostrada Palermo-Catania in condizioni inaccettabili per una regione che aspira alla normalità infrastrutturale. Stamattina una telefonata distensiva tra Schifani e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme sembra aver chiuso la querelle. Durante il cordiale colloquio si è discusso di come poter migliorare la collaborazione tra ANAS e la struttura commissariale per la manutenzione sulla 19, guidata dal presidente Schifani. Speriamo che con la distensione finiscano anche i cantieri e le code sulla A19. Restiamo a Palermo. Suona per far spostare un'auto in doppia fila e viene preso a calci e pugni. È successo a un autista dell'AMAT a Palermo, rimasto ferito. Sindacati in allarme, la CISL chiede che sui mezzi pubblici siano installati nuovi pulsanti da utilizzare in caso di pericolo. Ascoltiamo ancora Marco Gullà. E ancora violenza contro gli autisti AMAT a Palermo, un nuovo episodio che alimenta una scia decisamente preoccupante. Un autista della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista in viale Regione Siciliana, all'incrocio con via Altofonte. L'autista dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. L'aggressore era parcheggiato in doppia fila in via Altofonte, impedendo il transito del bus.
bus. L'autista ha suonato più volte per farlo spostare. L'automobilista, anziché spostare la vettura, ha aggredito l'autista, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale civico. L'aggressione all'autista dell'Amat non solo ci addolora e ci rammarica in quanto aggressione brutale e vigliacca ad una persona che stava soltanto svolgendo il suo lavoro, ma è un segnale che ci preoccupa, perché è l'aggressione a un servizio pubblico tra i più importanti di una città. Proprio qualche giorno fa un altro autista Amat era stato picchiato selvaggiamente da 2 giovani ragazzi che erano stati rimproverati perché volevano scendere prima della fermata. I 2 infatti, non gradendo il rimprovero, si sono scagliati contro il conducente e dopo una raffica di calci e pugni sono scappati a piedi. C'è stata una rissa la notte scorsa davanti a una discoteca di Cinisi nel Palermitano. A scatenarla la decisione del personale di sicurezza che aveva bloccato l'ingresso e che è stato aggredito da un gruppo di giovani. Secondo le testimonianze sono partiti calci, pugni, urla, pure l'utilizzo di spray urticante che hanno coinvolto decine di persone che erano in fila. Le transenne, poste a protezione dell'ingresso, sono state lanciate contro le auto parcheggiate, danneggiandole naturalmente. Siamo a Catania, si è presentato in farmacia a via Plebiscito come un cliente qualunque per poi all'improvviso passare dall'altra parte del bancone e minacciare la farmacista con una bottiglia di vetro rotta puntata al collo. Arraffate le banconote, appena 20 euro, e è fuggito. I falchi della squadra mobile hanno intercettato il rapinatore e lo hanno arrestato. Sempre a Catania si allarga la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi Fantasma, che ha chiuso improvvisamente l'attività facendo sparire decine di migliaia di euro dei clienti che avevano pagato l'acconto delle loro vacanze mai realizzate. Luca Ciliberti. Lo scandalo delle crociere non pagate dell'agenzia Fantasma, che ha chiuso improvvisamente i battenti lasciando a terra decine di clienti con le vacanze rovinate, si allarga. Il caso, sollevato dal nostro telegiornale qualche giorno fa, si arricchisce di ulteriori elementi che potrebbero allargare la platea delle persone coinvolte e delle vittime. Con le nostre telecamere siamo andati all'indirizzo indicato dai documenti in nostro possesso, dove viene segnalata la sede legale della società titolare dell'agenzia di viaggi. Qui c'è un'agenzia di viaggi? No, c'è la sede legale di un'agenzia di viaggi. Che significa? Significa che hanno comunicato alla Camera di Commercio che questa sarebbe la sede legale, ma qua di fatto non c'è niente. Ma lei conosce questa agenzia di viaggi? Io purtroppo l'agenzia di viaggi a cui si riferisce lei la conosco. Non avevo prenotato un viaggio, avevo fatto una lista per il compleanno dell'anno scorso e a questo punto mi sono accorto invece che l'agenzia ha chiuso di colpo e non ho idea di dove siano finiti i soldi che erano stati versati. Ha perso tutti i soldi, quanti soldi erano? Oltre 3.000 euro. A insospettire qualcuno c'è anche la richiesta di pagare attraverso un bonifico su un conto greco. 10 giorni, 15 giorni prima della partenza, improvvisamente un messaggio su WhatsApp che chiedeva il versamento del saldo su un conto corrente greco. Dunque non solo gli acconti di migliaia di euro di decine di clienti che avevano prenotato una crociera, ma in mezzo ci sono finiti anche ignari clienti che proprio in quell'agenzia di viaggi avevano deciso di aprire liste regalo e liste nozze. Volevamo sapere se l'agenzia era in regola con i versamenti del fondo di garanzia. Sì, era in regola. Fino a quando? Fino a un po' di tempo fa. Tutti ovviamente hanno presentato denunce circostanziate e le forze dell'ordine hanno confermato come già da giorni continuano a raccogliere segnalazioni che fanno riferimento agli stessi protagonisti di questa vicenda. Siamo a Catania, non decolla la pedonalizzazione di piazza Federico II. I commercianti lamentano numeri da profondo rosso. Alcuni varchi della zona a traffico limitato sono vandalizzati e intorno al castello ci sono ormai scene di degrado. Tonino De Mana. Mi rifaccio la promessa del sindaco, fra 6 mesi mi ringrazierete, è passato un anno e siamo distrutti. Lo sfogo e l'umore di questo commerciante catanese la dice lunga. L'area del Castello Rossino è sempre più deserta e con numeri da profondo rosso per commercianti e ristoratori. Sono le ore 11 esattamente del mattino di lunedì e non c'è nessuno. Come potete ben vedere è tutto dimostrato. Le attività sono in
rosso possiamo dimostrare che siamo in perfetta perdita e la piazza diventa pericolosa e deserta. La pedonalizzazione voluta dall'amministrazione Trantino ha spaccato in due residenti. C'è chi approva? Gradisco molto la ZTL, mi sembra un'iniziativa molto civile, va sfruttata al meglio. E chi la boccia senza pietà. Una non può né transitare né posteggiare. Io ora sono tornata a casa, devo andare in piazza Manganelli, giusto? Ho fatto il giro fra i sensi vietati, fra i divieti di sosta, ho dovuto posare la macchina e sto andando a piedi. Uno dei varchi della zona a traffico limitato, siamo in via Laimo, si presenta in queste condizioni, con mobili abbandonati, rifiuti, sedili di auto. La telecamera che vedete non funziona perché i cavi sono stati recisi. Ci avviciniamo al Castello Orsino e balzano agli occhi le erbacce secche, un sedile in pietra distrutto e tanti rifiuti. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti. Voi da dove venite? Settimo Torinese, vicino Torino. Come trova la zona del Castello Orsino? Me l'aspettavo un po' tenuta meglio. Come esci fuori dal centro noti praticamente la grande differenza che c'è nella cura, nel ritiro dell'immondizia, della nettezza urbana. C'è quindi proprio una situazione un po' brutta che fa decadere un po' quello che è il mito della città. Le erbacce sono tante. Fanno rendere molto meno il castello. Davvero un peccato. Il castello incantato, forse, è solo nelle favole. A Messina l'azienda sanitaria ha versato poco meno di 2 milioni a disabili gravissimi, che però erano purtroppo defunti. È una vicenda che è finita sul tavolo della Corte dei Conti e della Procura, già recuperato oltre 1 milione di euro pagato ingiustamente. Francesco Triolo. Dal 2018 al 2023 l'ASP di Messina ha erogato le indennità spettanti ai disabili gravissimi a persone già decedute. La scoperta fatta alla stessa azienda sanitaria nel 2023 è tra le carte della relazione presentata alla Corte dei Conti sui bilanci degli anni precedenti. Ad accorgersi della vicenda l'Ufficio Disabilità Gravissime dopo aver constatato i ritardi o l'assenza delle comunicazioni di decesso di alcuni pazienti. Noi nel marzo del 2023 ci siamo accorti, a seguito di alcune verifiche effettuate alla nostra UC Disabili Gravissimi, che nel corso del periodo 2018 fine 2022 era stata erogata indennità di disabilità gravissima a pazienti che purtroppo risultavano deceduti per un totale di 1.800.000 euro. Così si è andati a ritroso sino al 2018 per verificare quanti casi ci fossero stati. Alla fine dei conti sono stati circa 500 i pazienti coinvolti e la direzione ha dato mandato per il recupero delle somme. Su 1.900.000 euro ne sono stati già recuperati 1.088.000 e della vicenda è stata investita anche la Procura di Messina. Non è escluso che possano essere presi anche provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Di recente ci siamo anche attivati in maniera giudiziaria per effettuare decreti ingiuntivi nei confronti dei caregiver che non avevano denunciato il decesso del congiunto del paziente per altri 700.000 euro e già 60.000 euro sono in fase di ulteriore recupero a seguito di rateizzazione da parte dei soggetti ingiunti. A Taormina, manifestazione ieri pomeriggio dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica. Sono state raccolte oltre 800.000 firme ormai perché la struttura benemerita rimanga in città. I medici intanto continuano a salvare vite anche all'estero. In Camerun, l'ultima missione. Francesco Triolo ancora. Italia meridionale. Dietro lo striscione, con il cuore in mano, in silenzio, ma di quel silenzio che fa tanto rumore, i piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina hanno sfilato insieme ai propri genitori lungo il corso principale della Perrello Ionio, quel corso Umberto affollato di turisti e vacanzieri. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica attraverso un'iniziativa che, oltre al presidio permanente fuori dall'ospedale San Vincenzo, fosse visibile anche a chi Taormina la vive per qualche giorno. Così durante il corteo i genitori hanno raccontato le proprie esperienze ai passanti, hanno ricordato i periodi di difficoltà e le cure, le speranze che il centro ha donato ai piccoli pazienti. Proseguendo la raccolta firme, tra quelle online e quelle fisiche, si è arrivati a oltre 80.000 con l'intento di raggiungerne 100.000 così da poter presentare la petizione in Parlamento per chiedere la permanenza del centro a Taormina, perché a un mese alla scadenza della proroga ancora non c'è nessuna ufficialità. Nel frattempo i medici del CCPM nell'ambito del piano Mattei continuano a rappresentare l'eccellenza italiana anche nel mondo e l'equipe del dottor Sasha Gatti, appena rientrato dal Camerun, dove ha portato cure fondamentali per una ventina di piccoli affetti da gravi cardiopatie congenite.
È la più fotografata, la più cercata, la più amata sui social. La Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino. Si conferma regina delle spiagge italiane su Instagram, un'icona di bellezza che conquista il web e il cuore. Davide Sardo. Abbagliante, scenografica senza rivali, la Scala dei Turchi sbanca su Instagram ed è la prima spiaggia d'Italia nel 2025. Con le sue scogliere bianchissime che si tuffano nel blu del Mediterraneo, questo gioiello della costa agrigentina continua a dominare il web. È la più postata sui social, da Instagram a TikTok, passando per Facebook. Ovunque spuntano scatti della sua marna candida e delle sue curve naturali. I numeri parlano da soli, 244.000 post su Instagram, oltre 4.800 su TikTok e una media di 110.000 ricerche mensili su Google. Una vera e propria icona della bellezza naturale siciliana. Scolpita dal vento e dal tempo, la falesia di marna bianca che si erge nei pressi di Realmonte non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un'esperienza sensoriale da vivere e raccontare. Con una valutazione media di 4,5 stelle, unisce estetica, suggestione e accessibilità. Alle sue spalle, nella classifica delle spiagge più instagrammabili d'Italia, spiccano Punta Prosciutto nel Salento e Torre dell'Orso con le sue due sorelle, e la Sardegna sorprende piazzando le spiagge tra le prime 5. Ma è la Scala dei Turchi a dominare davvero la scena, postata, taggata, celebrata, un capolavoro naturale che conquista il mondo scatto dopo scatto. Davvero meravigliosa. A Trecastagni, scienza, arte, divulgazione al Festival dei Vulcani. Adelaide Barbagallo. Serate di eventi per raccontare l'Etna e le terre vulcaniche, terre indimenticabili. Così è stato battezzato a Trecastagni quest'anno il Festival dei Vulcani. Rigorosa divulgazione scientifica assieme a teatro, musica, corsi di formazione. In scena anche una immaginaria intervista all'Etna per dare la parola alla sua anima femminile e chiederle cosa ne pensa degli umani che ne abitano le pendici, delle loro ossessioni e delle loro paure. Spero per l'avvenire che riusciremo a sentirci più in sintonia, però. Organizzato alla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna, presieduta da Giovanni Barbagallo e diretta da Giuseppe Riggio, l'INGV ha curato i momenti scientifici del festival. Rita Botto ha intonato alcune canzoni di Franco Battiato per ricordare il legame con la terra da cui il cantautore partì e dove poi decise di tornare. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. 3 giorni seguitissimi che hanno incuriosito e appassionato il pubblico. Ancora musica dal vivo, un tuffo nel passato con il concerto dei Matt Bianco, mitica band degli anni '80 che si è esibita a Brucoli. Lorena Dolci. Sono sulla breccia da oltre 40 anni. Con il loro pop sofisticato hanno conquistato la vetta delle classifiche internazionali, hit che ci calano dritti nei mitici anni '80. Whose Side Are You On, More Than I Can Bear, Sneaking Out the Backdoor. Brucoli rivive le magiche atmosfere dei Matt Bianco, che forse non tutti sanno che non è il nome del cantante Mark Reilly, unico componente della band originaria, ma un omaggio ai film di spionaggio. We loved spy movie theme tunes. Amavamo le spy story, così per il nostro primo album abbiamo creato un nostro personaggio, Matt Bianco. Per il Mosaic Festival, diretto da un'altra icona, Nick the Nightfly, la nuova formazione si esibisce su un palco in riva al mare, con l'Etna sullo sfondo. We've been all around Italy with Sicily. Siamo stati in tutta l'Italia, in Sicilia, in Sardegna. Qui la gente è un po' pazza. They're mad. Alla fine il pubblico non si trattiene, boomer e non solo si scatenano nei balli. Bene, è il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato con il Palermo vicino a un triplo colpo e poi le siciliane di C al lavoro. Vi aspetto tra pochissimo.
Mercato, il Palermo sta per piazzare un triplo colpo e spera nel ritorno di Audero. In Serie C Catania e Trapani si guardano attorno, mentre a Siracusa si attende l'arrivo di Laneri per avviare le prime operazioni. Tonino De Mana. C'è un mese di tempo per presentarsi al ritiro in Valle d'Aosta con una base solida e già formata, ma il Palermo del nuovo corso non vuole lasciare nulla di intentato. Il calciomercato entra nel vivo con Inzaghi e il DS Ostia al lavoro per costruire la squadra che possa puntare dritto alla Serie A. Una delle priorità riguarda la porta, l'obiettivo è riportare Audero in Sicilia. In fase avviata anche le trattative per Elia dello Spezia, Augello svincolato e Palumbo del Modena. In uscita Di Mariano, Piace a Bari e Pescara. In Serie C, dopo l'ufficializzazione dei quadri dirigenziali, si attendono le prime mosse del Catania. Il primo passo sarà quello di sfoltire l'organico. Diversi giocatori in uscita: Marsura, Costantino, Peralta, D'Andrea, Popovic, Luperini, De Rose e Montalto. Restano da definire le posizioni di Cianci e Cicerelli, mentre Castellini è ad un passo dal Mantova. In entrata il nome caldo è quello del difensore del Cesena Simone Pieraccini, nel mirino del Catania già nella scorsa finestra di mercato. Batte un altro colpo il Trapani, che sta per chiudere con Franco Vasquez, argentino lo scorso anno in forza al Monopoli. Mercato in stand-by infine a Siracusa, dove si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Laneri, che potrebbe avviare una mini rivoluzione. E noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.